Ciao da Chris e benvenuti in questo canale. Come ogni nostra destinazione di viaggio, il posto di oggi stupisce, impressiona ed emoziona. È un sentiero a picco nella roccia dai panorami spettacolari. Faremo un salto nella storia fino alla Grande Guerra, quando i nostri soldati eroicamente combatterono in questo spettacolare luogo. Andiamo a scoprire il Salto del Granatiere. Siamo sull'altopiano dei Sette Comuni, ad Asiago, precisamente sul Monte Cengio. C'è tanto da vedere, quindi gambe in spalla, andiamo! La partenza di questo itinerario è Piazzale Principe Piemonte a Cogollo del Cengio, quindi se imposterete sul navigatore sicuramente arriverete. L'episodio legato a questo posto risale al maggio del 1916, quando l'esercito austro-ungarico lanciò l'offensiva sugli altopiani veneti. Si chiamava la Strafe Expedition. Fu voluta appunto per punire il tradimento italiano alla Triplice Alleanza. Per fermare l'avanzata austriaca, che aveva travolto in pochi giorni la linea difensiva posta sulle creste settentrionali, 6.000 uomini della brigata dei Granatieri di Sardegna, comandati dal general Pennella, furono inviati sulla propaggine dell'altopiano. Scrisse il general Pennella che si narrava già di aver visto rotolare per le rocce strapiombanti sul lastrico, nel furore dell'ardore della lotta, grovigli umani di austriaci e di granatieri. Sembra un normale bosco, ma qui eccolo. Questa buia galleria ci porterà fino a 4 posizioni dove si trovavano dei cannoni da 70 mm che sparavano a valle. I cunicoli sono molto stretti, ma scoprirli tutti qui c'è un vento fortissimo che ispira. Scoprirli tutti è bellissimo. Ora stiamo andando alla trincea. Guardo queste pietre e penso, chissà quanti scarponi hanno visto, chissà quanti soldati italiani sono passati di qua e soprattutto se avevano paura, a cosa pensavano. Questa trincea ha una storia da raccontare. Un incredibile passaggio. Si respira la storia. Eppure ora è tutto calmo. A pensare cosa è passato. La gente che ha combattuto durante la guerra, dove crescono i fiori, scoppiavano le bombe. È incredibile come le cose possono cambiare nel giro di qualche anno. Questa galleria ci sta portando nella parte più spettacolare di tutto il percorso. Immaginatevi quanto tempo, impegno e fatica sono stati impiegati per costruire tutto questo. E qui c'è l'osservatorio. Guardate dove ci troviamo. Ecco, questo è il Salto dei Granatieri, più di 1300 metri di parete verticale. E proprio come diceva il general Pennella, queste erano le rocce dalle quali alcuni dei nostri eroi precipitarono, avvinghiati al nemico, per salvare la patria. È un posto di gran pace e di grande silenzio.
Sono quasi arrivato alla fine di questo itinerario e dopo averlo percorso mi sento davvero fortunato perché, a differenza di molti soldati, io ho la possibilità di tornare a casa. Se ti è piaciuta l'avventura, seguimi per altri video come questo.